Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, ennesimo appuntamento con Replay su Teleeuropa Network. Siamo arrivati al 18 gennaio 2021, si è giocato in Serie A 4-1, una bella vittoria del Crotone contro il Benevento, ne parleremo poi nell'ultima parte con la collega Claudia Berlingeri da Crotone. Si è giocato in Serie B un pareggio importante del Cosenza a Monza per 2-2, poi c'è stata la sconfitta interna della Reggina contro il Lecce. Per quanto riguarda la Serie C, due pareggi esterni, quello della Vibonese in anticipo a Torre del Greco contro appunto la Turris e quello del Catanzaro a Monopoli. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti di oggi. Non c'è Stella Battaglia che vado a salutare per impegni precedentemente assunti. La nostra Stella sarà con noi lunedì prossimo. Allora, dicevo, vado a salutare subito gli ospiti. Gianluca Gagliardi, ex allenatore di Cosenza e Triestina. Grazie Gianluca per aver accettato l'invito. Buonasera a tutti. E Pier Giorgio Giorno di Lupi Si Nasce e Cosenza Post. Con lui parleremo di calciomercato perché è entrato nel vivo. Il 31 a sera mi pare terminerà, siamo già arrivati al 18, caro Pier Giorgio, quindi qualcosina comincia a muoversi. Grazie per l'invito, Franco. Comunque io vado a salutare subito Enzo Leonetti in regia, Massimo Fino alla Camera. Direi di andare a vedere subito i risultati della Serie B con la relativa classifica generale. Vediamo quello che è successo in questa penultima giornata del girone di andata. Chievo batte Virtus Entella 2-1, è stato l'anticipo, poi Cittadella Ascoli 1-0, ieri sera, poi di questo amici ne parleremo, un risultato tennistico ad Empoli, Empoli batte Salernitana addirittura 5-0, vi anticipo che se le cose dovessero continuare così, vi anticipo che Castori andrà a casa perché ha preso 8 gol la Salernitana appunto tra Monza ed Empoli. Quindi Monza-Cosenza dicevamo 2-2, poi Pisa batte Brescia 1-0, Pordenone Venezia 2-0, a Reggio Calabria il Lecce ha vinto per 1-0, la Regina poi è rimasta con un uomo in più, ha creato delle buone occasioni, però il Lecce ha fatto muro ed è riuscito a portare a casa questa vittoria importante. Vicenza-Frosinone 0-0 e Spal-Reggiana sarà il posticipo. Allora andiamo a vedere subito la classifica generale, caro Leonetti, che vede al comando l'Empoli con 4 punti di vantaggio sul Cittadella, Empoli 37, Cittadella 33, Monza e Salernitana 31, Lecce insieme alla Spal 29, poi Chievo Verona e Pordenone 27, Frosinone 26, poi Venezia 25, Pisa 23, Brescia 21 punti, Vicenza 20, Cremonese 18. Qui entriamo nella zona calda della Serie B, Regina 17, Cosenza e Pescara 16, Reggiana 15 ma con una partita in meno, dicevamo, Entella 14 e chiude la classifica generale l'Ascoli con 13 punti. Allora possiamo tornare in studio. Allora, che partita è stata questa Monza-Cosenza? Poi andremo a vedere gli highlights, caro mister. Ma una partita, diciamo, decisa in entrambi i casi da episodi, da una parte, diciamo, errori gratuiti del Cosenza, dall'altra, diciamo, due regali della difesa ospite, ma che è stata giocata, ha regnato più che altro un equilibrio, sì, un maggior possesso palla del Monza, ma il Cosenza si è difeso bene, ha sofferto il primo tempo fino al 2-0, poi ha cominciato a creare, si è liberata forse dall'angoscia del risultato, ha cominciato a giocare come sa fare, ha creato qualcosina già nel primo tempo e nel secondo tempo l'entrata e la qualità di un giocatore come Tremolata ha dato qualcosa in più, un po' di vivacità, un po' di brillantezza, ma soprattutto tanta qualità al gioco offensivo, impreziosita dal gol del pareggio che, come dicevamo, le cose, ecco, nel calcio come spesso accade, delle volte ti toglie qualcosa, altre volte te le ridanno con gli interessi. E ringraziando a Tremolata, al buon piede di Tremolata, il Cosenza ha trovato il pari. Poteva anche raccogliere qualcosa in più perché al di là dell'occasione di Sciaudone, io ho visto un secondo tempo un Monza probabilmente che ha vissuto diciamo, su quello che è stato un primo tempo forse fin troppo facile perché il Cosenza gliel'ha permesso con i suoi errori, ma che alla lunga, senza mordente, senza quella cattiveria agonistica, senza quella voglia di voler fare risultati,
ha lasciato al Cosenza l'opportunità di portare un risultato positivo che poteva essere anche ancora più pinque. Più importante. Allora, prima di dare la parola a Pier Giorgio Giorno, io ricordo il numero, potete interagire con noi tramite WhatsApp al 345 921 1221. Pier Giorgio, condividi quello che ha detto testé il nostro amico mister? Certo che condivido quello che ha detto il mister, che io lo ricordo volentieri in quella squadra dove c'erano Biccio e tanti altri, quindi ho un grande ricordo del mister, dove il Cosenza giocava anche bene. Sì, condivido quello che ha detto il mister ed aggiungo che ieri il punto a Monza è stato, cioè, è da vedere sicuramente il bicchiere più che mezzo pieno, quasi tutto pieno, perché le altre squadre pericolanti hanno tutte perso, quindi ha perso l'Entella, ha perso la Regina, ha perso l'Ascoli. Certo, siamo rimasti in 10 uomini e con l'occasione di Sciaudone grida un po' vendetta, perché c'era Sueva completamente libero, quindi addirittura si poteva fare il colpaccio a Monza, però per come è nata la partita, pronti via, 2-0 per il Monza, cioè aver portato a casa un punto a dispetto della concorrenza che invece ha portato a casa 0 punti, sicuramente è un punto che fa morale, fa classifica, e poi, come ha detto il mister, la partita è decisamente cambiata quando è entrato un giocatore di classe come Tremolada, che non solo ha segnato, ma ha dato sicurezza e tranquillità a tutto il gruppo al centrocampo, distribuendo palle. Questo è un buon giocatore, è un bel acquisto. Io vado a leggere subito i primi 2 messaggi che recitano così: alla luce delle squalifiche, cioè di Petrucci e Sciaudone. Ovviamente si riferisce questo nostro telespettatore ai 2 centrocampisti che erano in diffida. Non trovate che sia stata una mossa sbagliata a far giocare dal primo minuto entrambi a Monza? Non era meglio tenere uno dei 2 in panchina, Marco da Cosenza? Poi, buongiorno, se ci vogliamo salvare bisogna prendere giocatori di categoria, altrimenti ditelo a Guarascio, eccetera eccetera. Salve, dobbiamo chiudere il girone d'andata a 19 punti, battendo il Pordenone sabato prossimo al San Vito Marulla, facendo arrivare altri rinforzi di categoria per la squadra. Arrivano, signori, questi 2 centrocampisti, uno puro tipo Mazzocco Lollo, si fanno questi nomi, più un Jolly che sa fare anche il laterale tipo Lepori o Gerbo. O ne compreremo uno solo e poi ce ne sono tanti altri. Ma io direi andare subito al telefono, perché dovremo avere con noi il nostro amico e collega Antonio Lopez da Rai Sport. Buon pomeriggio, Antonio. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per aver accettato l'invito. Siamo qui con mister Gianluca Gagliardi, con Pier Giorgio Giorno, e stavamo parlando appunto del Cosenza, di quello che è stato questo pari importante a Monza, e poi naturalmente anche della sconfitta della Regina. Tu hai fatto, mi pare, anche il Crotone. Ecco, come inquadriamo questi risultati di questo fine settimana, Antonio? Ma insomma, in chiaroscuro, il Crotone ieri ha fatto molto bene contro il Benevento di Pippo Inzaghi, una partita difficile sulla carta che si è comunque rivelata difficile quantomeno nei primi 20 minuti. Sì. Poi il Crotone in qualche modo si è sbloccato, è riuscito a segnare questa autorete di Glick che ha un po' spianato la strada, perché il Benevento ha dimostrato di essere una squadra molto forte relativamente a quelli che sono gli obiettivi, ed è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Gioca abbastanza bene, ha una struttura solida. Il Crotone ha avuto delle difficoltà nella prima parte, poi ha trovato il gol, poi ha trovato anche il secondo con Simi, il terzo, visto che ha fatto una doppietta, ha festeggiato la nascita del suo bambino, e poi c'è stato anche il gol di Vulic. Insomma, un risultato che rende merito alla prestazione della squadra di Stroppa, che si è dimostrata molto cinica, molto concreta, mentre il Benevento da parte sua ha mostrato, ripeto, una certa solidità, una certa intelaiatura, un impianto di gioco ben preciso, e non è casuale la posizione in classifica. Bene anche il Cosenza, devo dire. Io sabato ero a Reggio Calabria, quindi ascoltavo dalla mia postazione, raccontavo la partita della Regina e ascoltavo quello che succedeva a Monza. Ti dico la verità, sul 2-0 ero abbastanza sconfortato, non solo tu, per quello che sentivo e per quello che stava succedendo. Poi invece alla fine mi pare che tutto sommato il Cosenza abbia
di che anche ricriminare, considerato che dopo il 2-2 di Tremolada Sciaudone ha avuto sui piedi la palla addirittura del 3-2, non avrebbe rubato nulla, credo, la squadra di Occhiuzzi, che se non ho visto la partita non ho elementi fondati per poterlo dire, ho visto qualche filmato, un po' di sintesi, però per quello che ho letto mi pare poi ci poteva anche stare il colpaccio sul campo di una squadra forte come il Monza. Insomma, ripeto, chiaroscuro, senza dimenticare quello che è successo al Granillo, insomma, tutto sommato mi pare che si possa archiviare in questo modo questo turno di campionato per 3 principali formazioni calabresi. Antonio, ti giro qualche domanda anche dei nostri telespettatori, sempre per quanto riguarda il Cosenza. Parlano molto bene gli amici di Tremolada, si possono rigenerare attaccanti come Petre, che in questo momento hanno fatto poco e nulla per il Cosenza. Dice, ma perché questi giocatori non vengono presi prima, in precedenza, e aspettare sempre il calciomercato? Ditelo al signor Guaraci. Noi giriamo naturalmente le domande dei nostri telespettatori, dobbiamo avere più impegno e coraggio negli scontri diretti che valgono 6 punti, vedi Regina, eccetera, eccetera. Abittante Veragliozzi a casa già da sabato dovevano essere ceduti. Calciatori secondo me a Bulici, questo ovviamente è il parere di un nostro telespettatore, non fanno al caso del Cosenza, il Cosenza invece ha bisogno di gente che ha fame e voglia di soffrire per arrivare alla salvezza, e vorremmo che i giocatori arrivassero in questa settimana, perché come sai Antonio, il Cosenza praticamente, il povero Chiuzzi, il povero tra virgolette, chiaramente deve reinventare il centrocampo, perché domani saranno squalificati Petrucci, Sciaudone e Conè, quindi rimane il solo Ba, diciamo, in mezzo al campo insieme a Balui. Chiedono anche i telespettatori come il pane un centrocampista per poterlo schierare contro il Pordenone. Beh, è chiaro che l'organico va comunque rinforzato, questo lo sapevamo, a maggior ragione adesso che ci sono queste squalifiche che metteranno Chiuzzi nella condizione di dover davvero inventare di sana pianta un intero reparto. È anche vero che oltre al centrocampo il Cosenza deve rinforzare il proprio attacco. Io non so se rimarrà Petre, se rimarrà Borrelli, chi rimarrà, chi andrà via, io non lo so per certo però che serve davvero come il pane un attaccante che sappia mettere la palla in porta, uno, non dico come Rivière, io l'ho visto ieri a Crotone, tra l'altro devo dire che ha giocato una buonissima partita, sì, di spalla a Simi, ha fornito 2 assist, da cui sono scaturiti 2 gol, poi è uscito perché evidentemente l'infortunio che aveva subito nelle settimane scorse, poi è rientrato da poco, in qualche modo si è fatto sentire, ancora non ha la condizione, non ha i 90 minuti nelle gambe. Faccio riferimento a Rivière per dire che il Cosenza avrebbe necessità di un attaccante più o meno come lui, o che abbia comunque caratteristiche da punta centrale, visto e considerato che Petre e Borrelli in qualche modo hanno deluso decisamente le aspettative. Ok, non so se c'è mister Gagliardi oppure Pier Giorgio Giorno che vuole porre una domanda. Vai. Allora, innanzitutto saluto l'amico Antonio Lopez, poi due domande veloci. Una, sono d'accordo con quello che hai detto tu prima su Rivière, perché Stroppa da quando ha deciso di giocare con Rivière a fianco a Simi e Messies il Crotone ha iniziato a fare punti. È vero che Rivière non sta segnando, però sta facendo un grandissimo lavoro per la squadra. Io ieri ho visto la partita e mi ha fatto una bellissima impressione. Assolutamente d'accordo. Ieri tra l'altro il Crotone ha giocato una partita per come si dice in questi casi in gergo davvero a trazione anteriore, perché c'erano Simi e Rivière davanti e Messias che faceva la finta mezzala, ma è chiaro che Messias è uno che ha caratteristiche assolutamente offensive, ecco, era una finta mezzala, ecco, così. Diciamo era un 3-4-3 mascherato, ecco, più o meno. E poi una domanda sulla Regina, hai detto che sei stato al Granillo, dopo la cura Baroni che all'inizio sembrava aver dato i suoi frutti, la Regina sembra essere ripiombata come giocava prima con Toscano, perché tra Ascoli e Lecce 0 punti in due partite. Come l'hai vista la Regina? Io ti dico la verità, la Regina sabato non ha meritato di perdere, anzi deve recriminare tantissimo perché ha avuto diverse occasioni da rete che non è riuscita a concretizzare. Il Lecce
non dico che ha fatto un tiro, un gol, ha fatto la sua partita, ha trovato la rete, insomma ha saputo gestire la gara gli interi 90 minuti, d'altra parte è una delle formazioni più forti del campionato di Serie B. Bene. Però la Reggina non ha sfigurato, ha giocato bene, è sempre stata molto propositiva, si è fatta vedere in zona gol, ripeto, ha mancato almeno 3-4 occasioni, addirittura in un paio di casi davvero in maniera clamorosa, quindi avrebbe quantomeno meritato il pareggio. Certo, ad Ascoli forse la sconfitta ci stava, un po' meno quella in casa di sabato con il Lecce. Vedremo cosa accadrà sabato prossimo a Frosinone. Antonio, prima di chiudere c'è un telespettatore che scrive: salve dottor Segreto, potrei sapere dal giornalista e collega Lopez perché quando, ecco dov'è, l'avevo perso, perché quando fai i servizi sul Cosenza lo sentiamo un po' freddo rispetto al passato? Sei freddo, Antonio, non mi pare? No, assolutamente, ci mancherebbe. Sarà che forse... No, ma è bello vedere, sentire e leggere tutti gli amici che ci scrivono, no? Sì, no, ma mi piacciono queste domande, perché il Cosenza ovviamente è nel mio cuore, è la squadra della mia città, e forse per una sorta di legge del contrappasso, comunque per non far notare troppo il senso di appartenenza, magari a volte... Te la dovevo dire, altrimenti poi ci accuso, ma non leggete tutte le domande, eccetera, eccetera. Hai fatto benissimo. Grazie. A volte sono un pochino distaccato così per compensazione. Ma mi sembra giusto, così. Super partes, specialmente insomma tutto il calcio minuto per minuto. Grazie Antonio per essere stato con noi, buon lavoro, grazie. È stato un piacere, un abbraccio franco, un saluto agli ospiti. Grazie a te Antonio di nuovo. Quest'anno 7 squadre potrebbero chiudere il girone d'andata sotto i 20 punti, scrivono gli amici. Non credete che stiamo assistendo ad un livellamento verso il basso? Marco da Cosenza. Un suggerimento per il direttore sportivo Trinchera: per l'attacco Plescia della Vibonese, perché no? Salve una domanda al mister Gagliardi, e vista la mancanza di Ceodone e Petrucci, pensa il mister che possano essere sostituiti da Balui o magari anche arretrare Tremolada? Borrelli, da quello che mi risulta, dice, è passato alla Juve Stabia. Allora, chi vuole rispondere? Sì, io penso si parte da un presupposto, che l'idea di calcio che Occhiuzzi sta dando ha voluto dare un'impronta ben precisa, quindi dando per scontato che non cambierà quel modulo che gli sta dando i risultati in termini di gioco, più che di risultati in termini di classifica, manterrà questo 4-3-4-1-2, e quindi la casella mancante a fianco a Ba sarà coperta o da questo nuovo acquisto di cui si parla, o all'interno tra Balui e Corsi. Io non penso che si possa abbassare Tremolada, perché penso che ancora non abbia la condizione per Tu poter pensi giocare. A Corsi? Pure io pensavo a Corsi, perché prima di arrivare a Cosenza giocava in mezzo al campo. Ma lo pensiamo, ecco, il gioco di parole, perché ci sono poche alternative, Franco. Cioè Balui ti potrebbe a meno che non arriva qualcuno tra domani e dopodomani, è quello che ci stanno chiedendo così i nostri telespettatori. Dice: vorrei sapere se tra domani e dopodomani arrivano centrocampisti attaccanti, altrimenti fare giocare un calciatore di ripiego sarebbe controproducente e non è possibile, perché non hanno tutti i torti, no? Non ha la condizione ancora per poter fare. Tremolada, sono d'accordo, sì. È meglio tenerlo lucido lì, magari in fase conclusiva. Tremolada farà la differenza, Pier Giorgi, avremo una tranquilla salvezza. Forza Cosenza è tempo ideale visto il clima. Per da rispondere, Lupi. Dammi qualche notizia di calciomercato, tu ce lo chiedono in tanti, non fare a me il tuttologo, no? No, allora, sì, bolle tantissima carne, come si suol dire, in pentola, perché è vero quello che scrivono i tifosi, che in pratica contro il Pordenone sabato saremo senza centrocampo, quindi io mi aspetto entro domani, dopodomani, l'arrivo almeno di 2 elementi, uno di centrocampo e uno d'attacco, uno perché è partito Borrelli e Petre è con le valigie in mano, quindi non è un mistero che il problema del Cosenza in questa prima parte del campionato è stato proprio lì in avanti, e credo che la trattativa, quella più calda, quella più vicina a concretizzarsi, è quella con Trotta del Frosinone. Il giocatore in questa stagione è andato in Primera Liga in Portogallo, però
ha fatto sapere al Frosinone di voler tornare in Italia. Il Cosenza ha captato questa sua idea e quindi stanno parlando Cosenza e Frosinone. È una pista calda, diciamo. Trotta sarebbe secondo me un grande acquisto perché l'anno scorso ha dato una grossa mano all'Ascoli con 6 gol nella seconda parte della stagione, lo ricordo anche a Crotone con altri 6 o 7 gol in Serie A, quindi sarebbe un innesto secondo me di assoluto valore e assoluta qualità anche rispetto agli elementi che abbiamo ora a disposizione lì in avanti. E poi il nome caldo a centrocampo, si sono fatti tantissimi nomi, Franco, il nome di Mazzocco, del Pordenone e dell'Entella, ma mi dicono che non stia... A Campora pure, sì, no? ma mi dicono che sia a Campora che Mazzocco... A Campora ha avuto il Covid ultimamente. Non stiano benissimo da un punto di vista fisico, a Campora ha avuto anche il Covid e un po' restio venire qui a Cosenza, Mazzocco sembra non stare benissimo da un punto di vista fisico. Ecco che mi sento di dire che il Cosenza in queste ultime ore potrebbe davvero chiudere il cerchio e intensificare per Gerbo. Ci sono un po', allora, col calciatore già l'accordo c'è, cioè Gerbo verrebbe già stasera a Cosenza. Il problema è un po' l'Ascoli che non vorrebbe dare il calciatore a una diretta concorrente. Fai salutare due amici carissimi, l'avvocato D'Aiello e poi anche l'ingegnere Misasi, Giancarlo Quintieri e la signora Franca, che ci scrivono in tantissimi. Buon pomeriggio, arrivano messaggi anche da chi secondo me, scrive questo telespettatore, non ha visto la gara. Delle squalifiche di Petrucci e Sciaudone ne abbiamo parlato, alle quali si aggiungerà anche quella di Ba, e poi ancora gennaio è finito, attaccanti caro Pier Giorgio e caro mister, nemmeno a parlarne, si continua lentamente aspettando la Serie C, ma non mi pare, perché abbiamo visto la classifica, Trotta, se mi fai finire poi il discorso... Prego, perché ne arrivano tanti e poi non riesco a leggerli. C'è stato anche un sondaggio del Cosenza per Sadiku, che è un attaccante albanese cercato già a settembre, che attualmente il calciatore gioca in Turchia ma non si sta trovando particolarmente bene, però ha fatto molto bene sia in Svizzera che in Spagna la passata stagione con il Malaga che ha fatto 15 gol, sarebbe un grande attaccante, però da quello che mi risulta a me al momento quello più vicino è Trotta, anche perché Sadiku come ingaggio è un livello maggiore, quindi magari... Mister, per te Tremolada è la testimonianza che servono giocatori di categoria in questo mercato di gennaio. Nel nostro Cosenza, nelle rosa, ci sono un bel po' di giocatori che secondo noi potrebbero giocare un gruppo di tifosi in Serie C. A te la risposta. Ma al Cosenza non servono tanti giocatori, servono pochi. Secondo te cosa serve adesso, dopo che è arrivato praticamente Tremolada? Ma quello che si dice appunto, ma stavo aggiungendo, come hai detto tu, giocatori di qualità e di categoria, quindi possono essere anche 2 o 3, ma che siano di categoria, motivati. Io ritengo che Trotta, magari io non esco pazzo, però sia quello più che si lega di più al gioco e a quello che vorrebbe Occhiuzzi da questo giocatore, perché i giocatori di movimento lì davanti che lui predilige forse con Trotta si completano per fisicità e quindi palle alte, quindi ecco le classiche spallate in aria. Con Trotta riesce a colmare questa lacuna che al momento né Borrelli né Petri hanno colmato, ed è un giocatore anche di gamba, perché è uno che non lesina energie, dà una mano alla squadra e quindi secondo me è una figura che si addice di più ed è più attinente al gioco del Cosenza. Poi se andiamo di fantasia, Gerbo è più un esterno. Lo bene tu nel Cosenza? Ma Gerbi è un buon giocatore, da Foggia e Ascoli ha agito da esterno di centrocampo a 5, quindi così anche a Crotone l'anno scorso ha fatto molto bene, quindi potrebbe essere una grande alternativa a concorsi sulla destra, premesso che bisogna capire con Bua che cosa si vuole fare. Siamo legati a queste, secondo me, a queste cessioni che magari frenano un po' Trinchera e il Presidente. Senti, buon pomeriggio, arrivano messaggi, eravamo rimasti a metà anche da chi secondo noi non ha visto la partita di Monza, nonostante le critiche. Un bravo a Guarasci e un bravissimo al direttore sportivo Trinchera, dal quale ci aspettiamo buone nuove. Un attaccante di valore se lo si prende ad inizio stagione a un costo di ingaggio, mister, alto, ma se lo
si prende nella sessione invernale il suo costo è decisamente più basso perché deve fermarsi solo pochi mesi. Questa è la strategia che molti club ormai adottano ed è anche la strategia del Cosenza. Sei d'accordo? Sì, ma io sottolineo e aggiungo, Franco, e tu penso sarai d'accordo, nel calcio da sempre e oggi più degli altri anni per via di questa crisi che attanaglia chiaramente non solo il calcio ma l'economia in generale, c'è una sola cosa per convincere un giocatore, quindi non voglio sentire, anche perché mi dà fastidio sentire anche per sbaglio questo non vuole venire a Cosenza, quello non rifiuta Cosenza, Cosenza non la rifiuta nessuno. Se si rifiuta vuol dire che ha di meglio dal punto di vista economico un giocatore, ma che essendo a Campora, con tutto il rispetto, o come è stato 3 anni fa, 2 anni fa con Solano, che rifiutano Cosenza e poi vanno a Trapani o vanno a Francavilla, mi sembra fuori luogo, quindi prendiamo che 2 giocatori che siano quelli che si identificano con il progetto calcistico voluto dall'allenatore e si ci investe. Qui ci dicono 2 arbitri di Serie A, prima per Cosenza Empoli e successivamente per Reggina Lecce, non idonei secondo me, secondo questo nostro telespettatore, a dirigere in Serie B. Per il mister non è stata una leggerezza da parte di Occhiuzzo aver fatto giocare 2 centrocampisti in diffida, ripetono un po' le stesse cose. A mio parere è stato un grave errore. No, guarda, rispondo velocemente con una battuta. Io una volta mi sono creato questo problema, a fine primo tempo ho sostituito uno dei 2 centrali che era in diffida come quello che era stato già. Sì? Ci ho perso e la che è partita. successo? Ci ho perso la partita. Cosenza ha perso la partita. Non pensate che serva qualcuno sulla catena di destra, mister? Ne abbiamo parlato, Gerbo sarebbe il giocatore ideale. Senti Pier Giorgio, abbiamo qualcosina? Sì, per concludere il discorso vai. mercato, se parte Schiavi, perché Schiavi è un giocatore ben voluto. Stop, dopo? Ti devo stoppare perché ci chiedono la linea dalla regia. Vai Enzo Leonetti, grazie perché arrivano tante domande e ci sono tante risposte. Grazie, restate con noi. Ok, seconda parte di replay, 18 gennaio 2021, stanno arrivando tantissimi messaggi. Caro mister, dice perché mister Gagliardi è così bravo, preparato, non allena più? Vuoi rispondere ai nostri amici? Noi non prepariamo nulla, come arrivano te li leggo. No, la mia non è mai stata una scelta di vita, io non alleno perché ho un lavoro e posso scegliere, quindi scegliendo e non avendo quello che mi può portare a tentazione o indurre a tentazione preferisco coltivare quello che di buono ho fatto negli ultimi 20 anni, cioè a creare un'azienda, ho una famiglia con 2 figli piccoli, pertanto andare a fare calcio fuori a livelli che non sono chiaramente i professionisti, preferisco stare a casa. Ma tu non hai un buon sponsor, te lo aggiungo io. Mai no? avuto, né ce l'hai uno sponsor né ne porto e né ne voglio. Tipo Lotito, tipo la Gea e tanti altri, no? Io ho avuto il piacere di conoscerli anche questi personaggi, però ripeto, io non porto sponsor, non ne voglio, né tantomeno ho chiesto qualcosa a qualcuno, mai. Buon pomeriggio, ci vuole subito prima del 1 febbraio almeno un attaccante che vede la porta pronta a giocare, ce ne sono anche tanti tra gli svincolati. Antonio da Senigallia che salutiamo. Buon pomeriggio, Tullio Calzone, Corriere dello Sport. Ciao Franco, grazie. Buon pomeriggio, si stava parlando di questo calciomercato a 360 gradi di Cosenza Reggina, dell'ultima gara di campionato, di questo 5-0 della Salernitana d'Empoli, risultato tennistico. Cosa ci puoi dire Tullio? Che il campionato riserva continue sorprese, che non ci sono squadre, a parte l'Empoli che sembra aver trovato una sua continuità, non ci sono squadre che possono stare tranquille, nel senso che, come abbiamo visto, il Cosenza è riuscito a rimontare 2 gol al Monza con una partita di grande intensità, di grande orgoglio, come ho scritto sul Corriere dello Sport. Sì, ho letto anche il fondo, il tuo fondo molto pregnante, insomma. E che quindi è un campionato molto bello. Adesso vediamo gli ultimi colpi di mercato, se arriverà qualcosa, soprattutto in attacco. C'è questo mercato degli attacchi che dovrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, ci sono giocatori importanti come Ceravolo, come Iemmello che possono entrare in gioco e vediamo, insomma, vediamo chi è che riuscirà a rinforzarsi maggiormente, però io penso che come sempre in Serie B la differenza la farà sempre la capacità di diventare gruppo solido, squadra, perché questa caratteristica
consente poi di annullare gap tecnici che sono evidenti, perché nel gruppo di testa, insomma, è chiaro che gli organici sono più consistenti, al di là del Monza che ha fatto spese faraoniche dopando il mercato con innesti, insomma, di calciatori da Serie A, non solo Boateng, ma anche... È arrivato pure Scozzarella negli ultimi minuti. Adesso anche Scozzarella, ma insomma c'hanno Ricci giocatori pure, esperti. insomma, dai. Hanno preso Samuele Ricci, avevano già prima giocatori che avevano vinto il campionato, hanno preso Frattesi, Colpani, hanno Barberis che ha vinto il campionato del Crotone, insomma, una squadra straordinaria. Eppure, come ho detto, non basta quello per vincere in Serie B, perché in Serie B se tu non corri, se tu non c'hai fame, poi i campioni da soli non ti aiutano. Senti Tullio, per quanto riguarda questo Trotta, che sembra che il DS Trinchera sia sulle sue tracce, cosa ci puoi dire di Marcello Trotta? È un giocatore importante, era un giocatore destinato solo pochi anni fa alla Serie A, il Frosinone l'aveva preso per il campionato di Serie A, poi purtroppo lì non si è integrato bene, poi non si è preso con Nesta per questioni così di vedute differenti, che il Frosinone aveva numerosi attaccanti, poi aveva puntato su questo Novakovic preso da sconosciuto, e Trotta è finito prima nello scambio con Ardemagna all'Ascoli e poi è andato a giocare all'estero. Adesso dovrebbe tornare perché ha numerose richieste, una delle società che lo sta inseguendo da tempo è il Cosenza. Bisogna vedere se il nostro presidente, se il vostro presidente, diciamo così, farà uno sforzo a livello economico, perché è chiaro che è un giocatore che ha di una comunque farebbe al caso di Occhiuzzi, secondo te, per come gioca il nostro Roberto Occhiuzzi in questo 3-4-1-2? Ma è un giocatore, guarda, è un giocatore molto, diciamo, che si muove molto. Io lo seguo dai tempi di Avellino, l'ho seguito diverse volte in Serie B, conosce bene il campionato. È un giocatore di un attaccante molto, diciamo, di movimento, non è, anche essendo dotato di una buona, diciamo, fisicità, però è un giocatore che si muove molto, che spazia, che gioca nello stretto, un giocatore che se trova la giusta valorizzazione dal punto di vista, diciamo, ambientale, dal punto di vista del sentirsi al centro di un progetto, può fare benissimo, non solo a Cosenza, tanto è vero che lo stanno seguendo diverse società. Senti, c'è il nostro amico qui, Pier Giorgio Giono di Lupi Si Nasce, vuole fare una domanda. Prego, sì, Pier Giorgio. Volevo fare una domanda al volo a Tullio. Come giudica l'acquisto del Cosenza quasi a sorpresa di Tremolada, e se pensa che Gerbo può essere l'uomo giusto lì per il centrocampo di Occhiuzzi? Grazie. Ma allora, Tremolada è un giocatore importante, ha sorpreso pure me che il Pordenone lo abbia, diciamo, non lo abbia tenuto in considerazione quest'anno, anche perché aveva fatto bene sia lo scorso anno e poi a Brescia, dove aveva vinto il campionato. Un giocatore che si è visto subito che qualità c'ha, al primo impatto ha fatto gol, è un trascinatore, è un giocatore generoso, sa interpretare bene quel ruolo di centrocampo che piace tanto a Occhiuzzi, perché gli piacciono molto questi giocatori dinamici che vanno dentro, che cercano la porta, che cercano il gol. Poi Gerbo è un giocatore, diciamo, molto vicino tecnicamente a Sciaudone, io non lo so, è un'opzione in più, però io prenderei l'attaccante se fossi Cosenza, perché l'attaccante potrebbe essere quello che manca, perché lo scorso anno, diciamo, gli attaccanti hanno fatto la differenza, non è vero che Riviere gioca in Serie A, quindi io sanerei quel gap lì, che è un gap che si evince già dai numeri del Cosenza, no? E quindi è chiaro che lì bisogna andare a ritoccare, perché questo è un campionato difficilissimo che si risolverà, secondo me, proprio nelle battute finali, sia per quanto riguarda la zona salvezza e sia per quanto riguarda la zona promozione. Il ritorno in Serie B del Cosenza fu devastato da quella incredibile vicenda della partita persa col Verona, che poi regalò ai Veneti la Serie A e tolse il Cosenza dai playoff. Quindi io farei uno sforzo per non vivere di quei rimpianti poi. Grazie a Tullio Calzone che è intervenuto con noi, buon lavoro, grazie Tullio.
A presto, salve. Arrivederci, grazie. Buon pomeriggio, scrivono gli amici. E chi scrive questi messaggi senza aver visto la gara sono in malafede e non devono sentirsi tifosi ma denigratori. Abbiamo una bella squadra, manca un po' di fortuna e gli arbitri in quest'ultimo periodo non è che ci abbiano tutelato. Poi ancora non illudiamoci, ecco questo è il senso contrario. Ieri il Monza i gol se li ha fatti da soli, non abbiamo fatto nulla di questo, grazie a Paletta abbiamo fatto solamente un passo diretto verso la C, considerata l'attuale classifica. È un po' di, come dire, ci sono degli alti e dei bassi, caro mister, come vedi anche nei vari messaggi. Come? Normale nel calcio, no? Chiaro. Più bassi dici tu, perché poi la classifica è quella che è, il Cosenza in zona play-out. Sento troppo entusiasmo, amici carissimi, per un pareggio racimolato per demerito del Monza più che per merito del Cosenza. Questo poi è un modo di inquadrare. Sì, io dico però che sei andato a pareggiare a Monza. Sei andato a pareggiare a Monza. Poche squadre sono riuscite a pareggiare a Monza. La Salernitana aveva beccato 3 gol. Ricordiamoci che siamo a 2 punti dall'ultimo posto, con il Pordenone ci vuole una vittoria, forza Lupi. Buongiorno, ma è vero che il Cosenza negli ultimi 3 anni ha preso da DAZN 1,6 milioni di euro nell'anno? Questo a me non risulta onestamente, non posso rispondere, non so se i nostri Pier Giorgio che è pure addentro, non ci occupiamo noi onestamente di queste cose. Io come dico sempre andate a vedere i bilanci che sono pubblici e possono essere richiesti alla Camera di Commercio, perché il Presidente Guarascio fa tutto alla luce del sole. Quindi andate alla Camera di Commercio, richiedete i bilanci del Cosenza Calcio e SPA mi pare che sia, allora a quel punto potete tranquillamente controllare tutto. Non illudiamoci, ieri il Monza gol se le fate, è un'altra volta, il bis di quello di prima. Poi buonasera, bisognerebbe cedere anche Bittante secondo me, addirittura, perché grazie a lui il Monza ha fatto 2 gol, vediamo cosa si inventerà ora contro il Frosinone, speriamo non si faccia altri gol. Buon pomeriggio mister, se mi è permesso vorrei fare un plauso al DS Trinchera. Applauso a Stefano Trinchera, è riuscito a portare a Cosenza un facitoro di bel gioco, grazie Sergio Franco come Tremolada. E ne porterà altri. Io volevo aggiungere, Franco se me lo consenti, poi qua abbiamo anche il mister. Scusami, qui mi dicono Tullio Calzone ha dato 4 a Conè, perché? Perché Conè è stato espulso dopo 30 secondi, non è stato Tullio Calzone. Io faccio parte di questa grande squadra ormai da tantissimi anni, è stato il collega della redazione di Milano, uno che segue Milan ed Inter con alterne vicende. Se ha dato 4 a Conè, un motivo ci sarà, che è stato quello dell'espulsione dopo 30 secondi. Vai Pier Giorgio. Sì, stavo dicendo poi il mister, non so se è d'accordo con me, però per come è messa adesso la classifica, la quota salvezza sarà molto più bassa rispetto alla passata stagione, perché l'anno scorso tu con 45-46 punti rischiavi di andare ai play-out. Quest'anno secondo me, per come è la classifica, per come è l'equilibrio, secondo me basteranno i canonici 40-41 punti. Non so se il Scusami, mi chiedono se parla di Ciccio De Rossi, sai qualcosina a proposito di Ciccio? Ciccio De Rose non mi risulta al momento una pista calda per il Cosenza. Sì, è un nome che esce in ogni sessione di calciomercato perché il calciatore ha già giocato a Cosenza, così, però attualmente non mi risulta una trattativa viva. Mister, non si parla più di acquisti di un difensore centrale di piede di sinistro, le trattative Camigliano e Perrotta si sono interrotte, è impensabile avere nella rosa solamente uno come legittimo dal piede sinistro. Cosa vuoi rispondere? Che ci dobbiamo dare molta importanza e grande rispetto alla classifica e ai numeri che siamo al giro di boa, quindi pertanto al di là delle simpatie o dei gradimenti che possiamo avere verso l'individualità, oggi i numeri dicono che il Cosenza ha una difesa o comunque numericamente una difesa al pari delle grandi, con 16 gol subiti e dietro soltanto alle prime che se non sbaglio ne hanno subito 14, quindi grande rispetto non ai difensori ma al reparto difensivo e alla fase difensiva che sta primeggiando, sta dando diciamo quello che sono i punti oggi in classifica, ahimè a fronte invece di un attacco sterile che se non sbaglio 12 gol. Sì, ne abbiamo fatto altri 2, uno ha fatto Paletta, un'autorete. Insomma, grande rispetto a questo, quindi dei difensori in questo momento non se ne deve parlare. Pier Giorgio, come mai Schiavi non se ne sente parlare più? Sì, stavo parlando prima della pubblicità, stavo parlando proprio di Schiavi. No, Schiavi non è in vacanza. Giocatore che è stato sfortunato. Innanzitutto è un giocatore che fa gruppo, quindi Occhiuzzi me ne ha sempre parlato benissimo. Poi qualora Schiavi dovesse... È andato in panchina comunque a Monza, no? Questo sì, è andato in panchina, anzi lo stesso Occhiuzzi ha detto che lo stava premiando facendolo entrare in campo, poi la squadra ha pareggiato, quindi non ha voluto rompere gli equilibri, però Occhiuzzi conta su Schiavi.
Qualora Schiavi poi last minute decidesse, magari gli arriva un'offerta dalla C, decidesse di partire, allora c'è il Cosenza che potrebbe andare su un giovane scuola Atalanta che attualmente è con il Padova, che si chiama Kresic, che quest'anno sta giocando poco, è un marcantonio di 2 metri, è un giocatore attenzionato da Trinchera, ma arriverebbe solo in caso di cessione di Schiavi. Ci vogliono almeno 2 o 3 vittorie di fila per muoverci, mister, dai bassi fondi. Non dobbiamo gioire per un pareggio, anche perché presa a Monza, se poi si perde in casa come è successo con la Reggiano, magari con il Pordenone, perché senza centrocampo purtroppo è finita. Questo tocca con mano una realtà. È chiaro che con la Reggiana hai giocato e hai perso, col Pordenone devi giocare. Io non mi fascerei la testa prima della gara, perché può darsi che in settimana qualche centrocampista sicuramente arriverà, da come la vedo io. Sì, ce lo auguriamo anche in questo momento, però ripeto, le partite vengono decise molte volte dagli episodi, quindi dobbiamo sempre stare attenti a non sottovalutare quelli che sono i risultati, come vengono, come si maturano. Ieri nessuno poteva immaginare Crotone-Benevento 4-1, eppure l'episodio a favore iniziale, quindi l'autorete di Click, ha dato quelle motivazioni al Crotone importanti per fare un risultato roboante. È vero che potrebbe tornare Lazzar, se ne parla dal Newcastle, tu che notizie c'hai? Allora, su Lazzar... Per tenerlo dove? In panchina? Ma sinceramente è un giocatore che è fermo da più di 6 mesi, non per il buon Lazzar, però che è stato un ottimo giocatore, però il Cosenza ha bisogno di giocatori pronti, cioè Lazzar, io vedo dei video che pubblica, che si allena da solo, così, però è un giocatore che di fatto non fa una partita da più di un anno. Mister, quindi... meglio tenere Petre che Ghiozzi perché è giovane ed è in prospettiva, cosa ne pensi? No, dai due? Non lo so, io... Ghiozzi come lo vedete? Uno che si dà da fare, no? Io do ragione ad Occhiuzzi, quindi se ha messo in campo Ghiozzi più delle volte vuol dire che è quello che è più affidabile. Gerbo bel giocatore, uno che se gioca nella Juve o Cosenza non mi interessa, a Canicati è uno sgobbone, mi piacerebbe magari lo prendessimo. Questo è un altro telespettatore che ci scrive. Sì, prima, scusami Franco, prego. Secondo me Tullio Calzone ha fatto un riferimento, comunque un confronto, sì, un paragone secondo me improprio, nel senso Sciaudone e Gerbo sono 2 cose diverse. Ma forse parlava di Sciaudone insieme a Gerbo, in quel centrocampo. Sì, magari insieme, ma non sono uno... Cioè uno è un esterno, giustamente. Sono due ruoli diversi, su questo non c'è dubbio. Vorrei sapere nel Cosenza che rapporto ha Pier Giorgio Giorno con le grandi società tipo Inter, Juve e Milan, perché non arriva mai un giocatore giovane di buone prospettive? Mi pare che hai risposto a questo dell'Atalanta, no? Sì, sta arrivando, ma sono arrivati anche Asensio, ho un buon rapporto con la Sampdoria dove sono arrivati sia Falcone che Balulì ti ha arrivato in prestito, ho un buon rapporto con il Torino che ti ha dato con vabbè, però avere rapporti con Sampdoria, Torino, Roma, questo dell'Atalanta, Kresic di cui parlavi tu? Kresic, questo è un buon profilo, difensore? È un ragazzo alto più di 2 metri che quest'anno a Padova sta giocando poco, quindi l'Atalanta gli vorrebbe dare maggiore spazio. Il Cosenza ha fatto un timido sondaggio, però qualora si decidesse che, qualora Schiavi partisse, è un nome da attenzionare. Salve, è possibile che tanti tifosi facciano messaggi da voi in televisione sottolineando le cose negative contro i nostri giocatori, punto interrogativo, ma amiamo o no questa squadra, questo Cosenza Calcio? Tutto si può dire, ma questi ragazzi ogni partita si fanno a pezzi per la maglia rosso-blu. Io vedrei il bicchiere mezzo pieno e farei di tutto per remare tutti nella stessa direzione, tutto di tutti. Parole sante. Parole sante o no? È chiaro. Ma con 2 cuori rosso-blu, salutiamo questo amico. Ma se guardiamo la classifica, Franco, siamo a un punto dalla salvezza diretta, cioè è vero che attualmente siamo nei play-out, però è anche vero dire che siamo a un punto dalla salvezza diretta. Ma un'altra notizia che mi arriva, scusami, dall'amico Massimo Dione Salvi, caro Franco, contro il Pordenone secondo me giocherà a centrocampo Angelo Corsi, come avete ben detto voi. Questo è quello che ha fatto capire mister Occhiuzzi in una sua ultima intervista. Sì, io metto, come si suol dire, l'asso di bastone, aggiungo, perché mi sbilancio dicendo che questo Cosenza ha raccolto il massimo che gli era in base alle sue possibilità. Lo ritengo non in funzione dei punti, che potevano essere qualcuno in più, qualcuno in meno, questo lascia il tempo che trova, ma
in funzione dell'organico, delle difficoltà che ci sono state, dei giocatori che non si sono amalgamati. Questa è una squadra che è stata retta per 7/8 di quelli che sono stati i giocatori degli anni passati e che abbiamo visto a tratti un ottimo gioco, un'idea di gioco importante che non è stata impreziosita davanti dai gol che chiaramente ci vuole, ecco, come abbiamo già ripetuto più volte i giocatori. Atteniamoci ai numeri, siamo legati al carro della salvezza, siamo vivi più che mai e questo secondo me è il risultato minimo che dovevamo ottenere. Secondo voi il direttore sportivo Trinchera, la giro a Pier Giorgio Giorno, andrà via o resterà con il Cosenza? Io su questo argomento mi sono già espresso. Trinchera a mio avviso a fine campionato andrà via, ma finiscono tutti i cicli, questo è il 4º anno che Trinchera sta quindi a Cosenza. Secondo Pier Giorgio Giorno andrà via Trinchera. Da quello che mi risulta a me, anche se il presidente Guarascio dovesse proporgli il rinnovo del contratto, io so che il direttore si sta guardando in giro e poi i contratti si... Quindi secondo Pier Giorgio Giorno Trinchera a fine campionato andrà via. Seguiremo gli sviluppi. Sì. Dalla regia Enzo Leonetti ce lo chiedono perché non tutti hanno visto la partita e alcuni accusano altri ma non avete visto la partita perché parlate in maniera negativa eccetera eccetera. Andiamo a vedere la partita di Monza allora, gli highlights. Grazie Leonetti. E questa è la nostra identità, andiamo avanti per la nostra strada con convinzione, anche perché quando ti rendi conto che chi lavora con te, che sono i ragazzi, giocano con entusiasmo perché gli piace giocare in questo modo, tu vai avanti per la tua strada. Carattere e determinazione, il Cosenza contro il favorito Monza non sfigura, anzi, come confermato da Occhiuzzi nel post gara, ha giocato a viso aperto e nonostante sia andato sotto ha saputo reagire e ha sfiorato anche la vittoria, nonostante fosse in inferiorità numerica. Ma andiamo con ordine, con Balotelli in tribuna per infortunio dopo soli 8 minuti dal fischio d'inizio. La squadra di Brocchi va in vantaggio con Barilla che irrompe su una palla vagante nell'area piccola trafiggendo Falcone, che poco dopo neutralizza così la punizione angolata di Barberis. Sembra una gara a senso unico con i lombardi che si spingono in avanti e i lupi a contenere gli attacchi sotto gli occhi della Di Galliani in tribuna. E al secondo affondo il Monza trova il raddoppio con Ghichtier che si invola in contropiede da fuori aria fa partire un preciso rasoterra su cui non può nulla l'estremo calabro. Il primo gol degli ospiti è un regalo della difesa di casa, un'incornata di Paletta che fa centro mandando la palla alle spalle del proprio portiere. E l'ultima azione di un primo tempo a senso unico. Nella ripresa mister Occhiuzzi butta nella mischia Tremolada al posto di Iozzi e il Cosenza prende coraggio, infatti Baez si accentra e calcia ma Di Gregorio è attento e blocca agevolmente. Al 14° è Carretta a rendersi pericoloso in aria, cross al centro per Baez anticipato da Paletta in scivolata. Dopo un corner che dà l'illusione della rete è il nuovo arrivo dei lupi a mettere la firma sul gol che vale oro, approfitta di uno svarione della difesa brianzola e piazza la sfera nell'angolo basso dove Di Gregorio non riesce ad arrivare. 2-2 rimonta riuscita, un abbraccio con i nuovi compagni che il mister racconta così. È venuto ad abbracciare i ragazzi perché ha trovato, lui è stato insomma sorpreso dall'armonia che ha questo gruppo, quindi questo è merito dei ragazzi. È venuto, poi sono andato io incontro a loro, ma è venuto ad abbracciare i ragazzi che stanno in panchina, ci sono ragazzi che soffrono e vogliono giocare. Il Monza dopo il gol subito prova a raddrizzare la gara con Ghichtier, prima viene anticipato e la rete di Boateng poco dopo è annullata per netta posizione di fuorigioco. Poi Falcone in 2 tempi sul sinistro insidioso di Carlos Augusto e al 40° il destro potente di Mota sfiora l'incrocio dei pali. Dura davvero poco l'ingresso in campo di Conè che si becca il rosso diretto per questa entrata fallosa su Colpani e allo scadere il Cosenza ha la possibilità di portare a casa i 3 punti, ma Di Gregorio chiude lo specchio della porta a Sciaudone imbeccato da Tremolada. Finisce con 1 punto ciascuno e ora tra calciomercato e campionato al Cosenza serve un successo al Marulla. Eh sì, serve un successo al Marulla perché in effetti Pier Giorgio e caro mister ancora il Cosenza non ha vinto. È l'unica squadra di Serie B. È l'unica squadra esattamente a non aver ancora vinto. Allora, non so se siamo pronti per la pubblicità, poi dobbiamo sentire Crotone, vediamo chi abbiamo in linea. Abbiamo la Regina, che cosa abbiamo? Regina, benissimo, allora andiamo a vedere Regina Lecce. 0-1, gol di Stemp Fischi, vai!
sorte sui propri errori. Il gol di Stepinski è valso il successo a Lecce, occasione estemporanea in una gara equilibrata. Poi gli Amaranto hanno sprecato il rigore che poteva regalare il pareggio con Menez e non hanno fatto valere fino in fondo la superiorità numerica determinata dal rosso subito da Massimo Coda. La pressione costante per di casa non è bastata a scardinare la difesa giallorossa. Ok, allora ha giocato, poi ha visto l'espulsione di Coda, l'attaccante. Sì. La regina ci ha provato in tutti i modi, non c'è riuscita e insomma... Un altro rigore sbagliato. Da resta inaspettata. Comunque andiamo in pubblicità perché poi sentiremo Gianni Di Marzio se ci risponde. Grazie. Allora, terza ed ultima parte di replay. Non so chi abbiamo, caro Pier Giorgio, in linea. Vediamo se dalla regia ci collegano con qualcuno, se no andiamo avanti a leggere qualche altro messaggio perché ne arrivano tantissimi. Eccoli qua. Allora, Pier Giorgio, anche quest'anno il Cosenza stupirà... Ah, c'è la nostra Claudia. Leggo questo messaggio e poi andiamo subito a Crotone. Anche quest'anno il Cosenza stupirà tutti addetti ai lavori compresi. Hai capito, caro Pier Giorgio? Ma io ne sono convinto che ci salverà. Sei convinto di questo? Pure il mister è convinto, lo sono convinto pure io. Perché per i rinnovi si tentenna sempre Sciaudona, ad esempio, come mai non gli viene rinnovato il contratto? Tempo al tempo, tempo al tempo. Buon pomeriggio Claudia Berlingeri, da Crotone. Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti. Ok, finalmente ti vediamo, questa fibra a Crotone finalmente te l'hanno rimessa a posto. Non dico l'operatore, per carità. Allora, senti, abbiamo iniziato, ne ha parlato Antonio Lopez, di questo bel 4-1 che proietta poi il Crotone verso la partita di Firenze, una partita importante perché la Fiorentina ha perso 6-0, poi con un punteggio tennistico a Napoli il Crotone sulle ali dell'entusiasmo potrebbe anche approfittarne, Claudio, no? Pronto? Abbiamo parlato troppo presto. Abbiamo parlato presto. Assolutamente, speriamo, perché tra l'altro ieri Franco è stata una... Bene. Franco, mi senti? Sì, adesso ti sento. Vai, avvicinati così che ti sento bene. Sì, allora, dicevo che insomma ieri è stata una partita in emergenza, con un Crotone che ha visto Magayan dirottato da destra a sinistra. E quindi, Claudia, ci sei? Ecco perché non voglio lavorare con Skype. Era la stessa cosa, per cui insomma, nonostante il Crotone netta, una vittoria netta, un 4-1 che è meritatamente ottenuto da... Mi sentite? Sì, come no? Ah, ecco, non sapevo... Va a singhiozzi, comunque stiamo cercando di capire il tuo dire. Una vittoria meritata, una vittoria importante, anche se Pippo Inzaghi ieri su Sky, l'amico Pippo ha detto ma come abbiamo fatto a prendere 4 gol? Perché abbiamo fatto 17 tiri in porta, dice ci siamo fatto un gol da soli. Sì, Franco, permettimi di dire che finalmente il Crotone è riuscito a concretizzare quello che ha costruito, perché di solito è il contrario, possesso palla, tanti tiri verso la porta, però poi il risultato. Insomma, la difesa ha commesso degli errori stati caro. Finalmente una partita in cui è stato per cui insomma speriamo che Stroppa abbia ora bisogna dare continuità con la speranza che insomma Stroppa abbia trovato la quadra, anche se ripeto, ci sono tanti calciatori fuori, anche se oggi Benali e Marrone hanno ripreso a lavorare gradualmente col gruppo, per cui insomma ci sono ancora fuori Cigarini, quindi ancora c'è gente in difficoltà, chiaramente fa difficoltà ad accettare l'ultimo posto della classe, in una terra che conosciamo tutti, insomma, le difficoltà in cui si trova. Senti Claudia, insomma, ma gli far ultimi... venire calciatori di spessore qui è doppiamente difficile. A livello di calciomercato ci puoi dare qualche notizia così dell'ultima ora? Sì, rimangono ancora, provano a vedere per Federico Bonazzoli. Un ottimo attaccante Bonazzoli. Ma c'è anche, esatto, sì, ma c'è anche, insomma, nelle ultime ore si sta muovendo per Mattias Procati, un esterno offensivo che ha un contratto con il Parma in scadenza a giugno 2020.
2023, vediamo, è già stato qua a Sprocati nella stagione 2014-2015, lo ricordo, ci ha fatto solo 4 presenze, ma insomma era ancora, stavamo per i primi passi. Senti, insomma, però ti ripeto, Franco, io non mi sono ti faccio fare una domanda, faccio porre una domanda da Pier Giorgio Giorno di Lupi Sinacci. Vai Pier Giorgio. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti per la bella vittoria del Crotone, ho visto la partita e mi è piaciuto. E poi se grazie, giro a troppa. E poi se ci puoi descrivere un po' le caratteristiche tecniche di Trotta, visto che ha giocato anche a Crotone, si parla che è molto vicino a Cosenza, sempre se dovesse arrivare, come dice Franco. Sì, qui ha giocato sia da prima punta che da seconda punta, ma è un giocatore utile, insomma, che per la squadra, fa salire la squadra, quindi insomma sicuramente è un calciatore che può tornare utile in attacco. Qui non ha segnato tanto per la causa rossoblù. Sicuramente insomma bisogna vedere con numeri importanti, sicuramente Trotta potrebbe essere un buon acquisto. Grazie Claudia, gentilissima. Allora ci prepariamo a questo Fiorentina-Crotone, giusto? Grazie per essere stata con noi anche questo lunedì. Grazie e buon lavoro. Allora, mister, cosa vogliamo dire del Crotone? Mi pare che ha detto che Benali ha cominciato finalmente a rientrare in gruppo, Cigarini manca da un bel po' di tempo, insomma. Se si recuperano questi due centrocampisti, che anche la qualità del centrocampo del Crotone, insomma, se ne avverrà. Non solo la qualità, con Cigarini l'esperienza, la furbizia, la conoscenza della categoria che non hanno tanti altri giocatori, ma in questo momento il Crotone ha l'equilibrio in mezzo al campo con Zanellato che riesce a fare le due fasi bene, non eccelle, però è uno che sta dando l'anima, ha fatto anche gol a Milano. Ieri ha fatto un'altra buona prestazione, Messias che riesce a fungere da collante tra centrocampo e attacco con un'enorme qualità. Ecco, di questo giocatore prenderei un esempio perché è sempre bello rimarcare quando si parla di uno che scaricava frigoriferi fino a 3 anni fa, 4 anni fa, e adesso calca la Serie A, facendo pensare come mai? Ieri che su Sky praticamente Paolo Condò, che è uno dei maestri del giornalismo italiano, ha detto che meriterebbe squadre internazionali importanti, Messias. E ne sono d'accordo perché eccelle in qualità, in capacità anche aerobiche importanti, perché è uno che, ecco, appunto Stroppa si permette il lusso di metterlo anche a centrocampo, laddove richiede anche una buona capacità aerobica, e quindi questo lo fa. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza, invito a evitare le polemiche e ad avere sempre fiducia nei nostri calciatori e nel lavoro della società, e questo è un altro dei tanti messaggi che arrivano oggi. Salve, secondo voi se il Cosenza Calcio avesse fatto negli ultimi anni campionati di alta classifica, al calciomercato sarebbero venuti giocatori qui in città di qualità? Poi ancora, Guarascio deve capire che questa categoria è da difendere a denti stretti e quindi è il momento di fare uno sforzo che faccia gioire tutta una tifoseria degna della Serie A. Una sola squadra, un solo grido, forza Lupi. Cosa vogliamo aggiungere? Cosa vogliamo aggiungere a questi? Sì, no, sono d'accordo con i tifosi che bisogna mantenere la calma e quando invitano il presidente magari a fare maggiori investimenti sono d'accordo, perché comunque poi non è detto che più spendi e più ottieni poi i risultati. Non c'è dubbio. Si va a vedere quello che ha fatto l'anno scorso il Perugia, che con Giemmello e Falcinelli, i due capocannonieri, sono retrocessi in C, quindi i soldi bisogna anche saperli spendere, ma più che altro, più che spendere soldi, io mi auguro che ci sia una programmazione a lunga gittata. Pier Giorgio, ma guarda che i messaggi che sto leggendo passano anche praticamente attraverso il televisore, è stata una videata di basso, e quindi parlano di Gli alcuni che secondo loro sono da mandar via questo giocatore, Bittandi che ha sulla coscienza i 2 gol del Monza, poi ancora dopo una salvezza risicata l'ultima giornata quest'anno non si poteva partire diversamente.
E ancora vediamo, così legge Messias, è un grosso giocatore, se lo vende il Crotone incasserà bei soldini. Salve, volevo sapere, caro Pier Giorgio, cosa c'è di vero di Lepori accostato al Cosenza? Sempre sì, Franco, Forza Lupi. Sì, per rispondere al tifoso che ci ha scritto il messaggio, su Franco Lepore c'è stato un timido abboccamento del Cosenza, ha chiesto solo delle informazioni, ma parliamo comunque di un giocatore che va sui 36 anni, quindi a mio modesto avviso non è Lepore il giocatore che ha bisogno in questo momento Chiuzzi, perché lui vuole giocatori di gamba, cioè sinceramente Lepore è stato un buon giocatore, ma lo vedo sulla via del tramonto, infatti a Monza non gioca da tantissimo tempo. 36-37 anni mi pare, no? Poi come carta non credo sia il profilo giusto che serve al Cosenza. Benissimo, allora Enzo Leonetti, andiamo a vedere la Serie C, per cortesia ci chiedono risultati e la classifica perché qualcuno l'ha perso, come dire, per strada. Andiamo a vedere, io ho detto all'inizio che la Vibonese ha pareggiato in trasferta a Torre del Greco contro la Turris, così come il Catanzaro a Monopoli per 1-1, perdeva 1-0 e poi ha pareggiato, dicevo, 1-1. E allora, eccoli qua, Avellino, l'Avellino di Braglia, caro mister, ha battuto la Cavese del nostro amico Campilonco, Sasà Campilonco 1-0. A Bisceglie il Bari è passato per 1-0, poi ancora Catania batte Foggia 2-1, a Castellammare di Stabia la Ternana, capolista, rullo compressore del nostro amico Cristiano Lucarelli, è passata per 3-0, Monopoli Catanzaro 1-1, a Pagani Casertana 3, Paganese 1, a Palermo Virtus Francavilla, un applauso al nostro amico Brunello Trocini, grossa impresa di Brunello Trocini del suo Francavilla a Palermo per 2-1, 1-1 tra Turris e Vibonese ed infine Viterbese Teramo 1-0. Andiamo a vedere la classifica generale, al comando sempre questa è una schiacciasassi questa Ternana, Sì, non perde un gol. Sì, perché eccola qua, Ternana, poi diremo due parole sulle calabresi. Ternana 46, Bari 38, cerca di tenere il passo, però insomma siamo ad 8 punti di differenza. Poi Avellino 31, Catania 30, poi abbiamo il Teramo a 28 insieme al Catanzaro e al Foggia, Turris 27, Palermo 24, Juve Stabia 23, Francavilla 22, fatto un bel passo in avanti Trocini. Vibonese 21, anche la Vibonese dell'amico Condò e del mister Galfano sta andando discretamente bene in questo campionato, Viterbese 18 insieme alla Casertana, Monopoli 17, era partito bene, il Monopoli poi si è perso una delusione nelle pieghe del campionato. Io l'avevo visto in Coppa Italia a Cosenza, non mi era dispiaciuto. Potenza 16, Bisceglie 14, Paganese 12, Cavese 8. Torniamo in studio, cosa vogliamo dire delle calabresi, mister? Del Catanzaro e della Vibonese? Come hai detto tu, stanno facendo bene, stanno rispettando, anzi anche più delle previsioni, perché la Vibonese sta rimanendo sempre al di fuori da quelle che sono le sabbie mobili, il Catanzaro sta rimanendo invece attaccato alla zona playoff. Questi erano gli obiettivi e li stanno mantenendo abbastanza bene, tranquillamente. Ho letto che il Catanzaro ha preso Porcino del Livorno. Te lo ricordi? Non mi sarebbe ex dispiaciuto. Regina, un bel terzino sinistro. Non mi sarebbe dispiaciuto. L'aveva preso anche Bravo, l'aveva preso all'epoca alla Regina, dalla Regina, anche il direttore Martino che salutiamo. Sì, è vero. È uno che sulla sinistra con questo modo di giocare di mister Chiuzzi poteva tornare comodo, anche perché è uno che va alla conclusione. Pier Giorgio Giorno, cosa bolle in pentola Catanzaro e Vibonese? Vibonese mi chiedono di Plescia, tu lo conosci questo Plescia? Noi l'abbiamo detto, abbiamo parlato, cioè Plescia è un giocatore che unisce sia fisico che velocità, quindi sta facendo bene, se non erro ha segnato pure domenica scorsa, quindi è un giocatore che magari se non riesce a prendere il giocatore navigato di esperienza in B, fare come fa il Cittadella, che puntualmente ogni anno... Hai visto Agunzi per esempio? Che viene dal Gubbio, quell'altro viene dall'Olbia. Sì, ma il Cittadella ogni anno fa così, prende giocatori sulla carta sconosciuti e poi puntualmente è sempre lì tra le prime 3-4 a giocarsi il campionato, quindi in questa Serie C ci sono tantissimi giocatori bravi, ma guardando la classifica io ho visto pure qualche partita, ma la Ternana è veramente un rullo compressore, il Bari ogni anno, questo è il secondo anno di fila che fa investimenti importanti, però trova quando la Regina, quando quest'anno... Pier Giorgio, mi arrivano notizie da alcuni amici del nord, ultima ora si parla per il Cosenza di Armenteros, il suo score vi entusiasma o no? Questo signor Serafino no? Allora, Armenteros è un giocatore che era stato trattato anche
anche da trinchera, però ha preferito andare negli Emirati Arabi, cioè i petrodollari, quindi non lo so se il campionato lì adesso è sospeso, però io so che Armenteros ha un ingaggio importante, quindi magari, dico io, aggiungo, verrebbe un giocatore come Domenica ci sarà da battere il Pordenone, ma non è fondamentale, il campionato è lungo, amici nostri, amici miei, e con un centrocampo da inventare, un Pordenone in formissimi, io volerei basso, riferito naturalmente ad Occhiuzzi. Questi poi sono problemi di mister Occhiuzzi, saprà lui, considerato che è un tecnico molto avveduto, attento, che studi i particolari praticamente degli avversari e li studia bene, però naturalmente deve fare i conti con quelle che resta, viste le squalifiche, lo ripetiamo, dei signori Petrucci, Sciaudone e Conè. Enzo Leonetti, mi mandi il prossimo turno cortesemente della Serie B. Vi anticipo che il Cosenza giocherà sabato alle ore 14 al San Vito Marulla contro il Pordenone, mentre la Regina andrà in trasferta a Frosinone sempre sabato. Eccolo qua allora. Ascoli Chievo Verona, Brescia Monza, Cosenza Pordenone, poi vi chiedo già che tipo di gara sarà e prevedete. Frosinone Regina, altra partita molto importante, Lecce Empoli, Reggiana Vicenza, Salernitana Pescara, Venezia Cittadella ed infine Virtus Entella Pisa. Partiamo da Cosenza Pordenone, mister, questo 4-3-1-2 del Pordenone, Tessero ormai da tanti anni su quella piazza, quest'anno voglio dire ha messo la squadra, una partita con troppa... È più continua la squadra quest'anno? Sì, ha avuto un calo che l'ha allontanata dalle posizioni che contano. Chiaro, pensare che il Pordenone potesse competere per la Serie A mi sembrava un po' troppo esagerato inizio anno. Ritengo 27 punti all'ultimo posto dei playoff. La classifica è quella che secondo me rispecchia i suoi valori. Però è sempre difficile da affrontare perché è una squadra organizzata che, come vuole l'allenatore, segue un gioco ormai consolidato da 3 o 4 anni. Col trequartista. Allora io volevo ricordare che nel Pordenone giocano praticamente atleti importanti, tipo Calò, la mente della Juve Stabia dell'anno scorso, sì, uno che è sempre sui questo, calci piazzati, Mallamo che è il trequartista, ha preso il posto di attaccante, ha preso soprattutto questo Diab del Cittadella dell'anno scorso che si sta riconfermando. Il famoso Dio. Tra l'altro facendo un investimento importante perché in B $1 milione. Questo va a 1000 all'ora come velocità, Molto veloce, sì, questo bisogna evitare chiaramente di lasciarci spazi dietro la difesa perché fa male. Fa male nelle ripartenze. Pordenone, Cosenza Pordenone, Pier Giorgio? Franco, io mi appello alla cabala, alla legge dei grandi numeri, cioè prima o poi il Cosenza una partita in casa deve vincerla, cioè non so come, poi siamo l'unica squadra non solo a non aver vinto in casa ma a non aver avuto nemmeno un calcio di rigore. Chissà che la fortuna giri un po' dalla nostra parte. Sì, è vero, saremo senza 3 centrocampisti, c'è il mercato aperto, quindi Occhiuzzi sicuramente in settimana si inventerà qualcosa per sopperire a queste due importanti assenze, però abbiamo visto già che Tremolada è un giocatore che si è integrato alla grande nella squadra e speriamo che dal mercato in settimana arrivino almeno un paio di elementi a darci una mano. Sentiamo il mister che vuole aggiungere qualcosa. Volevo aggiungere che dato che sento questi commenti un po' preoccupati come se il Cosenza avesse festeggiato la salvezza, no, abbiamo sottolineato una buona prestazione con un buon risultato e soprattutto vogliamo dare un po' di entusiasmo a un ambiente che chiaramente era un po' depresso. Però, come giustamente stanno sottolineando, la partita di domenica è una partita difficile al di là delle assenze perché mancano, secondo me, i giocatori che al di là delle qualità hanno sicuramente una spiccata personalità, che sanno dettare i tempi, che sanno giocare determinate partite. Quindi ci dobbiamo aspettare una partita di sofferenza dove sperare dobbiamo cercare l'episodio che ci torni a favore. Perché le partite il 99% vengono determinate da queste. Ieri ne abbiamo avuto una prova a Crotone, la stessa Cosenza Monza è stato determinato da errori, quindi chi sbaglia di meno spesso e volentieri porta il risultato a casa. Ci chiedono di Ba, che tipo di centrocampista è? Pier Giorgio, Ba. Allora, Ba da quello che abbiamo visto ben poco, cioè perché
No, nel senso, non ho capito, scusa, no, stavo leggendo ho detto, da quello che abbiamo visto possiamo dire ben poco, perché ha giocato solo spezzoni di partita, 7 purtroppo è stato sfortunato 7 minuti, pure. 8 minuti, poi è entrato e si è fatto espellere così, però dai video che ho visto io su YouTube, perché mi piace L'Arezzo ha preso Stellone come allenatore. Sì, mi piace andare a guardare, Ba è la classica mezzala di inserimento, è un giocatore che a centrocampo può fare tutte le fasi, però a Cosenza ancora non l'abbiamo visto, cioè non l'ha dimostrato, però guardando è un giocatore che ha gamba, che ha passo, cioè se vi ricordate il gol incredibile che si è mangiato in casa contro, cioè è un giocatore che si inserisce anche senza palla, quindi speriamo che finalmente non tutti i mali vengono per nuocere e finalmente col Pordenone Alfredo Pedullà, il nostro amico carissimo Alfredo Pedullà, dice la Regina contatti molto caldi con Iemmello, cosa ci puoi dire? Su Iemmello sì, confermo i contatti, però guardando sempre la cabala e i numeri, Iemmello viene da 2 retrocessioni consecutive, prima col Foggia e poi col Perugia. Io fossi nella Regina, che se ne deve fare la Regina, fossi nella Regina andrei su. Allora, chi c'ha? Dennis, chi c'ha? Dennis, con Lafferty hanno risolto il contratto. Sì, con Lafferty se n'è andato. Quel croato là, no, come... Lafferty è stato risolto il contratto consensualmente. L'altro attaccante pure alto, croato, una cosa del genere, insomma. I giocatori davanti non gli mancano, comunque ai trequartisti che si chiamano Bellomo e Menez, insomma. C'è Menez pure, poi Bellomo, se Baroni trequartista. Questo tipo di gioco, questo 4-4-1-1-2, insomma alla fine non è l'urgenza. Comunque ben venga, ci mancherebbe altro. Secondo alcuni amici la squadra più in forma in questo momento della Serie B è il Pisa, concordate? Sì, sì. Il Pisa gioca un bel calcio, secondo me la delusione maggiore è il Brescia, perché il Pisa ha battuto in casa il Brescia non mi spiego... Avete visto Torregrossa che bel gol ha fatto con la Sampdoria? Il Pisa, Franco, il Pisa se non sbaglio ha aggiunto a un reparto già ricco ed importante di attaccanti anche quello del Livorno, la Marsura, se non sbaglio. Marsura, sì, il Pisa io l'ho visto qua al San Vito come è una gran bella confermo, il Pisa io la terrei d'occhio anche per i playoff, perché è una gran bella squadra. Quell'altro Marconi. Vido e Marconi sono una coppia d'attacco. Si è fatto male Masucci, ne avrà per 2 o 3 mesi. C'ha Guccar a centrocampo che è molto bravo. Hanno preso poi l'attaccante, Marsura, proprio c'è anche il ragazzo con l'ex Lazio del Lecce, come si chiama, che è pure bravo, insomma. Siamo nei minuti finali, Frosinone Regina. Frosinone 26 punti. Cerca di agganciare il treno playoff Alessandro Nesta. Frosinone in casa non eccelle, comunque la Regina... premesso che io l'ho sempre seguita per l'affetto e la stima che provavo verso Toscano e provo verso Toscano. Adesso non più? Sempre. No, con Toscano, verso la Regina. No, verso la Regina, continuo a seguirla con piacere e ti dico che sta confermando le prestazioni, non meritando, con un gioco più operaio rispetto a quello che prima faceva il buon Mimmo, ma raccogliendo poco rispetto a quello che crea. Dimmi qualcosina, 30 secondi, dobbiamo chiudere. Sì, sarà una partita dura per la Regina, perché il Frosinone in casa vorrà cambiare marcia se si vuole inserire nel discorso lì di vetta, quindi sarà un altro scoglio duro per gli uomini di Barone, non è una partita facile. Ci chiedono in chiusura se arriva qualcuno per sabato contro il Pordenone, ce lo auguriamo tutti per quanto riguarda sia il Cosenza che la Regina. Da parte di Franco Segreto e tutti, io saluto Stella Battaglia che oggi non è stata con noi, ci sarà lunedì prossimo 25, sempre alle ore 15, noi andiamo in replica questa sera alle ore 23, io ringrazio mister Gianluca Gagliardi, grazie mister. Grazie a tutti. E grazie a Pier Giorgio Giorno di Lupi Sinacci Grazie di Cosenza per l'invito Franco. E speriamo praticamente che possiamo raccontare qualcosina anche in settimana nei nostri telegiornali con l'arrivo di qualche pedina interessante per le squadre calabresi. Da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci, alla prossima!